Buonasera, ai titoli con le principali notizie. Ancora tragedia del mare a sud di Lampedusa, il barcone diventa una trappola mortale con 11 corpi senza vita e poi almeno 64 migranti che sarebbero scomparsi fra le onde dello Ionio al largo della Calabria. È drammatica la situazione idrica in Sicilia, alle prese con siccità e crescenti razionamenti d'acqua. L'allarme lo lancia adesso l'Osservatorio Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni. Il buco del turismo siciliano, lo scandalo Sicily, la Commissione UE ha chiuso i conti, bruciati quasi 21 milioni di euro. Sarà un'estate senza treni per turisti e pendolari per i lavori di ammodernamento della rete. Via libera alla nomina dei manager della sanità siciliana, confermati quasi tutti tranne Catania, i commissari straordinari che dovranno abbattere le liste d'attesa entro un anno pena il licenziamento. Dalla Sicilia l'olio per alimentare la lampada votiva sulla tomba di San Francesco ad Assisi. Salina saluta il Mare Festival per l'ultima serata, risate con Uccio De Santis e i ricordi di Barbara Bouchet. Calcio è fatta per Toscano al Catania, il neoallenatore rossazzurro verrà presentato nelle prossime ore. Buonasera, dunque migranti, nuova tragedia, 11 morti e 51 salvati. L'equipaggio della ONG tedesca ha dovuto usare un'ascia per rompere lo scafo e estrarre i cadaveri. Almeno 64 le persone che sarebbero scomparse fra le onde al largo della Calabria. Marco Gullà. Ancora morti in mare. A circa 120 miglia a largo della Calabria, la Guardia Costiera ha soccorso 11 persone e recuperato un cadavere. Secondo indiscrezioni, almeno 64 persone sarebbero scomparse fra le onde. L'altra tragedia vicino Lampedusa. Il barcone soccorso a largo dell'isola delle Pelagie è diventato una trappola mortale. 11 morti fra i 61 migranti soccorsi dal velerio Nadir della ONG tedesca Rescip. I cadaveri erano stipati dentro lo scafo, invaso dall'acqua. Per recuperarli l'equipaggio dell'ONG tedesca ha rotto con un'ascia le assi del ponte inferiore, poi la tragica scoperta. I sopravvissuti, in tutto 54, sono stati fatti sbarcare al molo Favaloro di Lampedusa, dove arriveranno anche le salme. 2 invece i feriti, che sono stati già trasportati al poliambulatorio. I nostri pensieri sono con le vittime, le persone in lutto. Siamo arrabbiati e tristi. La fortezza Europa uccide, è l'accusa dell'ONG tedesca sulla nuova tragedia del Mediterraneo. Appena lo scorso 8 giugno la Guardia Costiera aveva trasbordato dalla nave ONG Geo Barents di Medici Senza Frontiere altri 11 cadaveri recuperati in acque sarlibiche. Se i dati degli ultimi 2 naufragi fossero confermati, nel 2024 il numero dei morti e dispersi nel Mediterraneo centrale salirebbe a oltre 800, una media di quasi 5 morti e dispersi al giorno dall'inizio dell'anno. È drammatica la situazione idrica in Sicilia, alle prese con siccità e crescenti razionamenti d'acqua, lo scrive l'ANBI, l'Osservatorio Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni. Emblematica poi la situazione sull'Etna, che da un anno ha visto mancare oltre 1000 millilitri di pioggia. Tonino De Mana. In una Sicilia già assetata e su cui incombe lo spettro di Minosse, non il personaggio mitologico ma la prima vera ondata di caldo, si acuisce l'emergenza siccità con gli invasi sempre più vuoti e le campagne sempre più arse. Per la penuria di precipitazioni sono a rischio non solo le produzioni di grano, pesche ed ortaggi, ma anche uva da tavola e fichi d'India, con i primi segnali di sofferenza che arrivano da Sancono. La carenza d'acqua rischia di avere conseguenze sulla dimensione del frutto e quindi sulla sua pezzatura. Il clima torrido sta per mandare in tilt anche l'uva, con perdite stimate del 30%. Intere zone della Sicilia, specie nel Palermitano e nell'Agrigentino, stanno pagando già un prezzo pesante e a risentirne non è soltanto l'agricoltura. Rubinetti a secco nelle abitazioni private e non va meglio per il comparto turistico e sono esasperati gli operatori del settore. Con qualche difficoltà sicuramente riusciamo in qualche modo a non far percepire ai nostri clienti quello che sono le difficoltà di fare impresa in una terra anche un po' maledetta come la nostra. Ci troviamo in forte imbarazzo perché cosa possiamo dire? Non possiamo garantire noi per AICA, noi per il comune di Agrigento.
E come ogni estate si ripropone l'emergenza incendi con le alte temperature e i terreni incolti che favoriscono pericolosi inneschi. L'ennesimo grido d'allarme arriva dai vigili del fuoco che da tempo sollecitano rinforzi ed attenzioni. Allo stato attuale non sono state aggiunte le squadre boschive né regionali né provinciali, così come era stato promesso, dovevano partire il 15 giugno, ancora non si sa nulla. Oltre a questo mancheranno altre 1200 unità perché il 24 giugno partirà un corso a caposquadra. L'anticiclone africano sta per irrompere sul Mediterraneo con temperature roventi che tra giovedì e venerdì potrebbero sfiorare addirittura i 40 gradi. Tutta colpa di Minosse, figura mitologica dell'inferno dantesco che porterà l'alito bollente del Sahara sulla Sicilia e su gran parte del sud Italia. Estate senza treni in Sicilia per turisti e residenti. I lavori di ammodernamento della rete interrompono praticamente tutte le tratte, previsti solo servizi sostitutivi in pullman. Luca Ciliberti. Sarà un'estate caldissima per i pendolari e i turisti che vogliono spostarsi in treno. A causa dei cantieri per la modernizzazione della rete resteranno invariate solo alcune tratte, tra queste la Palermo-Punta Raisi e la Messina-Siracusa. Per il resto tutto sarà affidato ai servizi sostitutivi con i pullman che dovranno percorrere strade anch'esse disseminate da cantieri, a cominciare proprio dall'autostrada A19 Catania-Palermo. Fino a settembre verranno sospesi 4 treni giornalieri diretti all'aeroporto di Palermo da Agrigento, inaugurati appena 6 mesi fa. Fino a settembre resterà chiusa la Catania-Gela nel tratto da San Michele e Caltagirone. Anche a Ragusa stazione chiusa, fruibili solo i bus, senza treni Caltanissetta per la chiusura del tratto verso Agrigento, verso Catania, che durerà fino al 7 settembre, e fino al 15 settembre resterà chiusa la Palermo-Trapani via Castelvetrano, nei 116 km da Alcamo a Trapani, per lavori di potenziamento. I collegamenti tra i due aeroporti di Palermo e Trapani saranno garantiti anche qui solo dai pullman. Per i turisti che arrivano in Sicilia per l'estate 2024 si presenta una regione con molte tratte ferroviarie chiuse per lavori di ammodernamento e sostituiti con autobus. Questi per la tratta Siracusa-Ragusa-Gela-Caltanissetta, l'Agrigento-Palermo, la Palermo-Trapani. Ben vengano i lavori di ammodernamento, speriamo quanto prima di vedere gli effetti positivi anche in vista di Agrigento, capitale della cultura. Intanto in Sicilia arrivano anche i soldi del Fondo Sviluppo Coesione promessi da Giorgia Meloni poche settimane fa a Palermo. Si tratta di quasi 7 miliardi di euro destinati a 580 interventi su tutta l'isola. Serviranno soprattutto per infrastrutture, strade secondarie e interventi per il dissesto idrogeologico. Nella ripartizione l'area metropolitana di Catania ha ottenuto oltre 1 miliardo di euro, risorse simili a quelle richieste e ottenute da Palermo. Tra le città metropolitane Messina è quella che lamenta un trattamento iniquo, avendo ricevuto solo, si fa per dire, $500 milioni di euro, la metà di quanto arrivato a Catania e a Palermo. Il buco del turismo siciliano, lo scandalo Sisili, la Commissione UE ha chiuso i conti, bruciati quasi 21 milioni. Francesco Triolo. C'erano i buoni per voli, traghetti agli scafi anche per strutture ricettive, oltre ai voucher per i tour operator e le attività promozionali. Arriva il conto della Commissione dell'Unione Europea per Sisili, che certifica come siano stati bruciati quasi 21 milioni. Il conto lo fa Mario Barresi sulla Sicilia con un accurato esercizio di analisi di quello che è stato definito il buco del turismo siciliano. Bruxelles ha accertato spese irregolari anche sui voucher per i trasporti, ora il taglio ammonta a 10 milioni e 900 mila euro. In parte la regione li ha già restituiti all'Unione, l'ultima tranche di 6 milioni e 700 mila euro è tornata indietro lo scorso 24 aprile dopo i precedenti rimborsi, in tutto oltre 3 milioni e mezzo del febbraio scorso e del dicembre 2023. Ma ci sono anche 9 milioni e mezzo di spesi non certificati e ora senza copertura. Un danno di 21 milioni di euro che abbiamo sempre denunciato e sulla quale oggi la Corte dei Conti sta lavorando affinché si faccia luce. Dispiace il silenzio del governo Schifani e del presidente Galvagno, che ancora oggi, seppur più volte compulsato con note ufficiali, non abbia mai convocato un'aula per fare un minimo di chiarezza su quello che è stato uno dei più grossi flop del governo Musumeci. Per la regione tecnicamente un maxi debito fuori bilancio, come coprirlo è il nodo che deve affrontare il centrodestra. Potrebbe esserci una leggina proposta da Fratelli d'Italia inserita nella manovra da 200 milioni che sta per sbarcare all'Ars. La Guardia di Finanza sarebbe già stata negli uffici regionali ed avrebbe acquisito gli atti.
Arriva il via libera alla nomina dei manager della sanità siciliana. Quasi tutti i commissari straordinari diventano direttori generali e dovranno abbattere le liste d'attesa entro un anno, pena il licenziamento. Ma la Giunta fa una eccezione e non nomina il vertice a Catania. Maglio Viola. È il giorno dei nuovi manager della sanità in Sicilia, o meglio della trasformazione in direttori generali, dunque manager, dei commissari di ASP e ospedali dell'isola, nominati circa 6 mesi fa, ma mai contrattualizzati e insediati proprio e soltanto come commissari. Così come era stato deciso in un vertice di maggioranza riservato di 2 mesi e mezzo fa, le nomine sono arrivate soltanto dopo le elezioni a ridosso dell'estate. Tutti confermati alla guida di ASP e ospedali, o quasi, ad eccezione di Giuseppe Laganga Senzio dell'ASP di Catania. L'azienda viene provvisoriamente affidata al direttore sanitario Antonio Rapisarda in attesa di nomina. La Giunta ha anche approvato lo schema del nuovo contratto che sarà firmato nelle prossime 2 settimane dai manager. Da allora avranno 30 giorni per presentare un piano per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal governo, a iniziare dall'abbattimento delle liste d'attesa, così come voluto dal governatore. Il contratto prevede un monitoraggio trimestrale dello stato di avanzamento e una verifica annuale. Nel caso in cui fra un anno le liste non siano state ancora abbattute, il manager inadempiente decadrà dal suo incarico automaticamente, anche se il contratto è triennale. Fra gli elementi di valutazione obbligatori anche il raggiungimento del 100% degli obiettivi di spesa del PNRR Sanità. Sul fronte politico la scelta di non procedere alla nomina del manager di Catania tiene aperto il fronte della trattativa anche sul rimpasto in giunta, che sarà legato alle richieste anche nei posti di sottogoverno, a cominciare proprio dalla sanità. Restiamo in tema perché rallenta la fase emergenziale al pronto soccorso di Siracusa grazie ai cosiddetti gettonisti, ma questo non risolve le carenze di organico. Sentiamo Francesco Loi. I medici gettonisti come la manna caduta dal cielo. Con loro il pronto soccorso di Siracusa è tornato a respirare. A dirlo non è l'ASP ma i sindacati, gli stessi che mesi fa denunciavano l'emergenza. Abbiamo un organico di 20 medici più il primario e attualmente di ruolo a tempo determinato ce ne sono solo 6. I gettonisti con 500 ore a disposizione ci hanno consentito di normalizzare la situazione. Una grande boccata d'ossigeno per l'area più difficile dell'ospedale. Diversamente dal passato, oggi per i turni non è più necessario spostare medici da altri reparti. Non è che la situazione sia stabile, potrebbe anche volgere al peggio. Il problema è affrontare il problema dalla base. Nessuno vuole andare più al pronto soccorso. Che la situazione sia molto migliorata lo conferma anche la direzione dell'ASP. Rispetto alle 3 comunicazioni che facevamo settimanalmente su un sovraffollamento del pronto soccorso, adesso siamo arrivati a circa 3 al mese, quindi la situazione è nettamente migliorata. Nonostante tutto, però, dire che l'emergenza sia finita forse è un po' prematuro. Intanto si attende il nuovo pronto soccorso. Da quando è scoppiato il Covid è stato trasferito qui, dove prima c'era oncologia, ma questi locali sono troppo piccoli. A breve faremo anche il trasferimento del pronto soccorso presso i nuovi locali. Mentre c'è chi ritiene insufficiente un solo pronto soccorso per Siracusa e l'Interland, si aspetta una grande opera pubblica rimasta solo sulla carta, il nuovo ospedale. Convalida del fermo per il tunisino trentenne che a Vittoria ha sterminato la sua famiglia appiccando il fuoco all'abitazione. La madre e la figlia maggiore sono morte a poche ore l'una dall'altra il 13 di giugno. Il padre e la figlia minore invece sono ancora ricoverati in rianimazione a Palermo e a Catania. E adesso invece sarà la Sicilia ad offrire l'olio per la lampada che arde ad Assisi sulla tomba di San Francesco. Sentiamo il servizio. Nel 2024 sarà la Sicilia a offrire l'olio per alimentare la lampada votiva che arde giorno e notte ad Assisi sulla tomba di San Francesco, patrono d'Italia. L'evento si ripete ogni anno con l'offerta dell'olio da parte di una regione italiana e quest'anno toccherà alla nostra isola. Le chiese siciliane doneranno 1000 litri d'olio, 60 per ogni diocesi, per alimentare la lampada di Assisi. Fratellanza, solidarietà, attenzione ai poveri, quella di San Francesco. Noi interpretiamo nella nostra azione di governo questi sentimenti, almeno cerchiamo di farlo. Siamo onorati che quest'anno sia capitata alla Sicilia questa possibilità e al sottoscritto che conosce benissimo questa realtà per averla frequentata più volte istituzionalmente quando ero capogruppo ma anche Presidente del Senato. Vivremo delle giornate, una giornata magica
vivremo una giornata in cui la Sicilia sarà protagonista, lo saranno tutti i siciliani. Un grande momento per la Sicilia in occasione della festa del 4 ottobre per San Francesco. La nostra isola è molto legata al patrono d'Italia. Davvero per noi è una gioia, anche perché il numero dei pellegrini che giungono ad Assisi ogni anno dalla Sicilia è un numero straordinario, importantissimo. La gioia è aumentata quando abbiamo saputo proprio che quest'anno per Palermo, 400 anni dalla festa di Santa Rosalia, cade provvidenzialmente proprio nell'anno in cui ritorna la Sicilia ad Assisi. La bambina accoltellata dal papà il 23 maggio a Cianciana, nell'Agrigentino, è stata dimessa dal reparto di rianimazione dell'ospedale di Cristina di Palermo e andrà in un centro di riabilitazione. La piccola è stata aggredita insieme al fratellino di 6 anni e alla mamma. Una breve pausa poi a Catania per la festa per il Castellursino liberato dalle auto. A Catania un concerto evento per celebrare l'isola pedonale in piazza Federico II di Svevia. Sul palco, oltre al sindaco trantino, sono saliti artisti e comici che si sono esibiti in uno scenario da fiaba con il Castellursino a fare da sfondo. Tonino De Mana. In mattinata la passeggiata sopra il luogo del sindaco trantino, in serata il concerto evento con decine di artisti catanesi a celebrare l'isola pedonale in piazza Federico II di Svevia, liberata dalle auto e restituita alla città e ai tanti turisti che l'affollano. Un momento di condivisione promosso dall'amministrazione comunale che segna la nuova vita dell'area attorno al Castellursino. Sul palco la comicità di Gino Astorina, il gruppo dei Lautari, Rita Botto e Eleonora Bordonaro, l'orchestra dell'Istituto Angelo Musco e Mario Venuti, unica voce fuori dal coro con un post sui social in cui criticava non la pedonalizzazione ma la scelta del comune dell'area da chiudere al traffico. Note e suggestioni ai piedi del castello per una serata evento che i catanesi hanno mostrato di gradire. Per ammissione dello stesso Trantino sono previsti altri eventi musicali e culturali che renderanno ancora più vivace l'estate dei catanesi. Si è chiuso a Salina il Mare Festival, premio Troisi, Uccio De Santis fa ridere il pubblico che scopre la vita di una icona sexy del cinema italiano, Barbara Boucher. La nostra inviata Eva Spampinato. Ti giuro, una mattina stavo là, mio padre che mi aspettava: dove stai andando? A fare l'esame, vieni qua, sono tre volte che fai questo esame e che vieni bocciato. Se vieni bocciato questa volta non mi considerare più tuo padre. Andai a fare l'esame, come tornai, stava là che mi aspettava: beh, com'è andata? Lo guardo, faccio: e tu chi sei? La simpatia di Uccio De Santis ha animato l'ultima serata del premio Troisi qui a Salina, in una piazza di Malfa piena di gente. A nuoto sono arrivato e ce l'ho fatta. Il Mare Festival si conclude con un altro racconto straordinario che attraversa la storia di più nazioni, dall'Europa all'America, fino ad arrivare all'Italia, dove Barbara Boucher incontra i mostri sacri del cinema e diventa un'icona. Abbiamo saputo che lei ieri ha voluto andare proprio nel luogo simbolo del postino a Pollara per vedere il tramonto. E mi hanno fregato, non c'era. Perché il cielo era un po' velato? Molto, e allora devo tornare. Uccio De Santis è riuscito a creare un racconto cross-mediale della sua comicità che passa dalla TV ai social e diventa virale. Perché sono pillole, sono brevi, sono comiche, la gente ha voglia di sorridere e quindi hanno funzionato tantissimo. E sono condivise. Le condivisioni numero uno. Quando dici quante visualizzazioni, no, vediamo le condivisioni, perché ovviamente quando un video è condiviso c'è il successo del video. Vai al monastero e prendi il cappuccino. Sì, ma ho preso il cornetto e il caffè. Questo programma di barzellette sceneggiate, però inizialmente sono 24 anni che festeggiamo questo programma, l'uscita di questo programma che si chiama Mudù, che è un'espressione pugliese, come per dire mamma mia Mudù. In un'isola che da 13 anni celebra il cinema e il genio di Massimo Troisi, non esiste una sala cinematografica che possa servire tutte le olie. Sarebbe bello se c'era un cinema anche qua, cinema Massimo Troisi, perché no? Magari, lancia questa idea. Adesso una breve pausa, poi il calcio con Domenico Toscano che ha firmato il contratto con il Catania.
Eccoci al calcio. Domenico Toscano firma il contratto con il Catania e si lega al club rossazzurro per i prossimi 2 anni con opzione per il terzo. Nelle prossime ore la presentazione e da Cesena potrebbero arrivare 3 suoi fedelissimi. Francesco Triolo. L'arrivo a Catania è subito il primo approccio, il primo impatto con la città e il club, quindi la firma sul contratto. Domenico Toscano è finalmente il nuovo allenatore del Catania per le prossime 2 stagioni. L'intesa con il club rossazzurro prevede anche l'opzione per un terzo anno, un accordo raggiunto già da un paio di settimane. Toscano infatti ha dovuto attendere che fosse perfezionata la risoluzione del vincolo con il Cesena, condotto alla promozione in Serie B, prima di chiudere il suo matrimonio con il Catania. La presentazione è già in programma subito nelle prossime ore, probabilmente in concomitanza con lo sbarco a Catania del presidente Pelligra, il cui ritorno in Sicilia è slittato di alcuni giorni rispetto ai tempi previsti per ragioni di natura strettamente familiare. L'arrivo di Toscano suggella le ambizioni del Catania. Il tecnico calabrese infatti è uno specialista di promozioni alla C e alla B. Nell'ultima stagione il Cesena, in precedenza Ternana, Novara e Reggina. Toscano non arriverà solo, come anticipato nel focus sportivo di Telecolor. A Catania potrebbero arrivare anche 3 giocatori già con lui nella scorsa stagione: Giuseppe Prestia, classe 93, difensore centrale; Emanuele Adamo, classe 98, esterno destro di centrocampo; Daniele Donnarumma, classe 92, esterno sinistro di centrocampo. Il Catania sta cercando di chiudere anche per l'attaccante centrale Gabriele Artisico, classe 2002, nell'ultima stagione alla Virtus Francavilla. Per il mercato in uscita Cosimo Chirico potrebbe trasferirsi a... Scusate per l'inconveniente tecnico, attive sul mercato anche le altre big del calcio siciliano. Sentiamo Marco Carli. Il mercato e le sue dinamiche cambiate negli anni, con la parola sostenibilità che viene prima di tutte, anche quando le proprietà sono solide, perché le cessioni condizionano comunque gli acquisti futuri. In tal senso è una settimana importante in casa Palermo. C'è Segre in attesa di rinnovo sul piede di partenza e soprattutto c'è Brunori che vaglia le offerte. La più ghiotta sembra quella del Sassuolo, ma il Palermo chiede 10 milioni per il bomber. In arrivo il primo tassello potrebbe essere il centrocampista Mazzitelli del Frosinone. In casa Messina, in attesa del DS, Modica guarderà i 5 giocatori sotto contratto. Frisenna, Salvo ed Emmausso hanno mercato, ma non è detto che partano tutti. Resteranno di sicuro Manetta e Franco, mentre calciatori che sono in scadenza ma aggrediti a Modica come Fumagalli, Ortisi e Lia potrebbero rinnovare. Per il ritiro si parla della Calabria, ma ancora non sono chiari date e luogo. Chiudiamo col Trapani, che comincia a pensare alla nuova stagione dopo aver chiuso l'ultima. Non è arrivato il triplete, netta 5-1 il finale, la sconfitta con il Campobasso che ha vinto lo scudetto, ma già fari puntati sulla C. Antonini ha ripetuto più volte che vuole allestire una squadra protagonista fin da subito. Tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione e buona serata.